Buongiorno bimbe, buongiorno bimbi. Come andiamo ragazzi? Dunque, questa mattina ho deciso, così all'improvviso, di andare a fare un giretto. Ero indeciso sinceramente se andare un po' al mare, non ci sono ancora andato. Ma non lo so, quest'anno non è che ne sento molta l'esigenza. Di solito io al mare ci vivo, però quest'anno non lo so, forse sto invecchiando. Allora, ce ne andiamo a cercare un forte, il Forte Geremia. Allora, abbiamo attraversato Pegli, c'è un bellissimo mare, bello azzurro. Ora stiamo per entrare in Pra, dove andiamo, vedete quei monti là davanti, è la zona del Turchino, che tra l'altro sono ricoperti di nuvole. Speriamo bene. Ecco, qui stiamo per entrare in Voltri e noi dobbiamo girare a destra. Vedete? Ovada, Mele, Acquasanta. Qui davanti a noi c'è di nuovo una freccia per Ovada, Passo del Turchino. In questo momento ci buttiamo all'interno della delegazione di Voltri. Abbiamo imboccato la strada all'interno di Voltri prima di entrare nella delegazione e ora, costeggiando il torrente qua sulla nostra sinistra, ci portiamo verso l'interno, dove inizia poi il Passo del Turchino vero e proprio, e quando saremo in cima ci butteremo sul Passo del Faiallo. Fermiamo per strada in località Cappelletta di Masone. Eccoci arrivati all'imboccatura della strada del Passo del Turchino in località Mele, che è il primo paesino che incontriamo proprio ai piedi di questa strada. Qui siamo in località Fado e come vedete è un posto, davanti a questa chiesetta c'è una pasticceria, un bar, è un posto di raduno di automobilisti ma soprattutto di motociclisti. È una tappa fissa da queste parti. Allora, in questo momento ci stiamo avvicinando al Passo del Faiallo. Non so come mai si è bloccato, c'è un vigile. Sembrerebbe che non si possa andare verso Masone, verso Vada. Beh, noi comunque dobbiamo andare su dal Passo del Faiallo. Sì, qua è chiuso, evidentemente. Ah, ecco perché ci sono le gallerie chiuse, perché le chiudono in autostrada ma le chiudono anche sulla statale. Ecco, noi giriamo qua a sinistra dove c'è il cartello Urbe, Passo del Faiallo, e prendiamo questa strada che porta in località Cappelletta. Corsi veramente pochi chilometri, 2-3 chilometri, qua c'è il bivio che porta, come vedete, alla Cappelletta. 2-3 minuti di macchina e si arriva al paesino, e poi di lì c'è il sentiero che porta al Forte Geremia. Dunque, posteggiata la macchina, ci dirigiamo qui a sinistra e come vediamo inizia il percorso al Forte Geremia. 30 minuti, una cosina proprio. Andiamo un po' a vedere, dai. Guardiamo cosa c'è.